Nei survey aerei che sono stati fatti tra il 2010 e il 2013 si è stimato una popolazione di circa 5.700 individui nell'Adriatico e in particolare 2.600 sono stanziali nell'area dell'Adriatico settentrionale. Molti di questi sono quindi gli animali che si vedono normalmente al largo del litorale veneziano. Sicuramente gli avvistamenti sono aumentati. Si è visto che al largo delle aree del Delta del Po c'è una popolazione residente di circa 400 individui, di circa 400 tursiopi che vivono regolarmente, che sono stanziali in quelle acque. Il gruppo di intervento del CERT, del Dipartimento di Biomedicina Comparata dell'Università di Padova, interviene lungo le coste italiane durante gli spiaggiamenti di questi animali. In particolare nel 2019 già 4 sono gli animali che si sono spiaggiati lungo il litorale veneziano. Non si può assolutamente avanzare alcune ipotesi sulla causa di morte prima di effettuare le indagini post mortem. Questi animali sono mammiferi come lo siamo noi e si ammalano e possono morire talvolta anche di vecchiaia. Le nostre indagini che durano da oltre 15 anni sulle cause di morte di questi animali indicano che le cause naturali sono la maggioranza e che possiamo imputare direttamente all'uomo circa il 20% o meno dei casi in cui riusciamo ad emettere una diagnosi. Applichiamo delle tecniche di patologia forense che vengono usate anche in medicina umana. L'ultima tartaruga che è stata recuperata lungo il litorale veneziano è solo una delle tante che nel 2019 sono state recuperate. Si parla infatti fino ad ora di 19 animali. Se i cittadini dovessero incontrare degli animali spiaggiati vivi, è molto importante non toccare l'animale, stare il più lontani possibili per non creargli disagio, in quanto essendo animali marini, se vengono incontrati in spiaggia sono già in una condizione di grave stress, perché non è quello il loro ambiente naturale. L'unica cosa che può essere fatta è mantenere l'animale quanto più possibile, soprattutto in questo periodo, all'ombra. Ci sono dei numeri degli enti competenti da chiamare, dalla Capitaneria di Porto al 1530 o il numero del WWF che fa capo all'Oasi WWF Dune degli Alberoni 348 26 86 472 che coordina la rete di volontari del WWF, oppure l'Università di Padova e quindi il CERT al numero 366 92 56 638.